sono Tomasi Giulio, titolare assieme a mio fratello di questa azienda. Tomasi, nata come panificio nel 1980, ci siamo spostati da Molvena qui a Marostica con i nostri genitori e poi negli anni abbiamo sviluppato un po', oltre ai prodotti di panificazione e i prodotti da forno, abbiamo ampliato la gamma con la pasticceria, la gelateria, anche i bar con la caffetteria e delle cose un po' annesse. Io sono un figlio d'arte, diciamo che sono nato sopra il forno io. E quindi poi in famiglia, ancora da piccolo, diciamo, siamo sempre girato nel laboratorio in mezzo alla farina, al pane, quindi è stato un po' un'ispirazione. Poi sono andato a fare la scuola alberghiera, percorso di pasticceria, perché volevamo sviluppare un po' quel settore lì e poi mi sono appassionato di questo lavoro, insomma. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché ho ancora un po' di voglia di insegnare anche ai ragazzi l'esperienza che ho accumulato in questi anni e anche perché ci sono dei giovani che hanno ancora passione per questo lavoro e voglia di dedicarsi e di mettersi alla prova soprattutto. I giovani vanno stimolati, vanno aiutati e anche formati nell'ambiente di lavoro, spiegando loro le cose, avendo un po' di pazienza perché giustamente nessuno nasce maestro. A Confartigianato noi siamo sempre stati soci, siamo sempre appoggiati a loro, siamo sempre stati seguiti in maniera corretta, anche a livello di corsi, a livello di formazione, sono sempre stati in prima linea e hanno sempre avuto un occhio di riguardo anche per gli associati, sono sempre disponibili. E quindi artigiani sempre sul pezzo.